Senatore, si torna a parlare di autonomia perché c'è ancora troppa confusione tra indipendenza e autonomia. Sì, sono due concetti molto diversi e ormai è abbastanza chiaro, c'è stato più volte ripetuto un giudizio della Corte Costituzionale che il tema dell'indipendenza non ha cittadinanza nel nostro ordinamento. Quindi bisogna concentrarsi in maniera attenta, in maniera seria sui percorsi possibili di autonomia che è possibile adesso con la Costituzione vigente e sarà ancora più forte con la Costituzione che adesso si sta riformando e su cui faremo il referendum costituzionale nei prossimi mesi. Significa in sostanza che le regioni come il Veneto, come altre regioni che hanno i bilanci in ordine, che sono virtuose sul piano dei conti, possono esercitare attraverso un negoziato in molte materie, penso alla scuola, al lavoro, al sociale, all'ambiente, ai beni culturali, al territorio, possono esercitare forme più avanzate, più forti di autonomia e questo mi pare il percorso sul quale concentrarsi anche per il Veneto. Ripeto, ad esempio l'occasione è molto importante perché è già aperto un negoziato adesso tra Regione Veneto e il nostro governo e diventerà ancora più forte questa strada dopo l'approvazione del referendum per la riforma della Costituzione.